La sarda, grande pesce azzurro, grande versatilità e grande uso nella cucina siciliana. Proponiamo una ricetta molto classica, anch'essa molto semplice, più saporita da proporre anche ai bambini, perché è una piccola cotoletta. Andiamo a pulire? Andiamo a pulire la sarda, Nina. Si toglie la testa, si toglie l'interiora e si toglie la lisca. Venendo fuori un filettino. Ora noi, per accelerare, siccome vanno macerate con un goccino di aceto, abbiamo già preparato delle sarde già riliscate con l'aceto, pronte per essere utilizzate. Prepariamo il fuoco. Mettiamo l'olio. L'olio sempre della nostra costa, della nostra Trapani. E allora infariniamo con farina di grano duro, sempre un grano duro siciliano, grano antico, biologico, perché il rispetto nel mare e il rispetto nella terra. La frittura nell'olio d'oliva è la migliore frittura e la più leggera, perché è il punto di fumo più basso. Dai che ci siamo. L'aceto serve per togliere, noi diciamo, quell'effetto leggermente selvatico che può avere il pesce, renderlo ancora più delicato. Siamo? Sì. Il pesce in genere non vuole una grande cottura. Lo un attimo. E il pesce senza prezzemolo non si può. Un pizzico di sale e, se si vuole, un pizzico di pepe. Piatto velocissimo da accompagnare d'estate con una bella insalata di pomodoro e un giusto abbinamento.